Obiettivo raggiunto, in poco più di un mese. Nelle acque dei comuni della zona rossa non c'è più presenza dei pericolosissimi PFAS. Dati certificati e pubblicati ogni giorno, comune per comune, nella pagina appositamente aperta da ARPAV. Tutti hanno capito da subito l'esigenza di portare a zero questo parametro e alcuni con infrastrutturazioni, altri per il momento cambiando più velocemente i filtri e di determinati tipi di filtri abbiamo ottenuto questo risultato. Uno sforzo che Regione ed enti gestori hanno messo in campo in poco più di un mese. Accanto ai filtri a carboni attivi previsto un sistema di filtri in serie. Siamo già a zero, ma per non andare in affanno fra 1 o 2 anni è il caso di infrastrutturare meglio questi acquedotti. Abbiamo bisogno di filtri in serie, ce ne sono già alcuni, manca il filtro in serie di acqua, ad esempio di Acque Veronesi, a cui abbiamo chiesto tempi celeri per creare la nuova batteria di filtri. Costo complessivo oltre 2 milioni di euro. Sul piatto la Regione ne ha già messi 1.200.000. Lavori da fare con somma urgenza, massimo 4 mesi. Su questo fronte il Veneto, date le lacune della legislazione nazionale, sta facendo scuola in Italia, ma dal presidente Zaia è arrivato l'invito a fare addirittura di più e ARPAV sta studiando delle nuove linee guida. Per far sì che i piani di sicurezza degli acquedotti siano obbligatori e per far sì che questi filtri siano già posizionati negli acquedotti anche in maniera preventiva.